La delibera che è stata del 30 giugno 2026, che ha riportato l'orario dalle 21 alle 20, è una delibera che, sebbene immediatamente esecutiva, ha bisogno di ulteriori passaggi amministrativi e burocratici per poter rendere effettiva questa delibera esecutiva da parte di MTS. Questo è importante chiarirlo perché questa delibera contiene anche tantissime altre argomentazioni che sono soggette al nuovo addendum, a un nuovo contratto aggiuntivo al contratto di servizio in essere con il Comune di Catania, tra MTS e il Comune di Catania. Fatta questa precisazione, la tempistica del 1° settembre era già stata vista nel precedente anno, perché con la delibera precedente del 2025 anche in quell'occasione MTS ha dovuto dare corso da luglio a settembre 2025 sempre per le stesse problematiche che vengono ora evidenziate. Sono quello dell'aggiornamento delle 14 app, nonché di circa 250 parcometri, i cui software ovviamente non sono gestiti da MTS, ma da società esterne che abbisognano delle loro tempistiche per poter aggiornare e modificare gli orari sulle app e sui parcometri. Questo al di là della semplice integrazione della segnaletica verticale, che questa potrà essere fatta da MTS in stretto giro, ma sicuramente il problema è quello dell'adeguamento dei software da parte di queste società che con agosto incombente ovviamente anche loro andranno in ferie e quindi questo comporterà una dilatazione dei tempi, che su espresso invito e autorizzazione da parte del sindaco e da parte dell'amministrazione attiva, ci attiveremo sin dal 18 di luglio prossimo 21 a dare un ordine di servizio ai nostri ausiliari del traffico di non elevare più sanzioni nel periodo che va dalle ore 20 alle ore 21, ovviamente nelle zone interessate dalla delibera. Tutto resta intatto per quanto riguarda la zona delle movide.